Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Lineelecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Una partita complicata contro un Venezia che ha tentato di gestire la partita e si è matato per la rimonta. È riuscito a trovare la sua squadra la forza per riportarsi in parità. Come la sua lettura? Sapevamo di venire a Venezia a incontrare una squadra attrezzatissima. Sapevamo di affrontare una partita complicata. È venuto in campo questo, però siamo stati bravi nel rimontaggio a recuperare lo svantaggio, portare a casa un punto prezioso per noi. Complimenti a tutti, chi è partito dall'inizio e chi è entrato, ha dato un contributo positivo. Complimenti ai ragazzi. La partita sapevamo, era difficile venire qua, segnare, dare il vantaggio, portare a casa un punto, però ce l'abbiamo fatta e adesso ci prepariamo per il superiore. Ciao mister, tu hai detto una cosa giusta, sacrosanta in conferenza stampa, limitare gli errori individuali. Oggi purtroppo il primo soprattutto, ma anche sul secondo, insomma, c'è l'imperfezione quantomeno di Negrati. Purtroppo comunque avevate avuto una partita molto ordinata fino a quel punto. L'errore di disordine di Lemmers ha sparigliato le carte per 5-10 minuti. Siamo stati perfetti, quasi perfetti il primo tempo. Non chiamerei neanche un errore, mezza sbavatura, come hai detto te. Purtroppo se lasci uno spiraglio a questi giocatori, purtroppo lo paghi caro. È avvenuto, siamo stati bravi a recuperare, a rimettere in piedi la partita, ma penso che nel complesso la fase difensiva sia stata ottima. Normale far fatica, concedere qualcosa contro questi giocatori, quindi va bene così. Cercheremo di mettere a posto, migliorare i piccoli errori che abbiamo fatto oggi per non concedere più in futuro. Avete giocato con un 4-5-1 sostanzialmente, è andata bene perché forse è quello che è mancato con la Bernani. Due partite diverse. Oggi dovevamo difendersi così perché Venezia nella metà campo avversaria gioca benissimo, offende in tanti, porta tanti giocatori in area di rigore, riesce a ribaltare velocemente il campo, riesce velocemente ad andare da una parte all'altra, alzando i terzini e portando punte e centrocampisti in area. Quindi dobbiamo chiuderci e cercare di ripartire nel modo giusto. Penso che la partita è stata messa su questo binario e è stata fatta nel modo giusto. Dopo che Venezia è passato in vantaggio, il Lecco però ha saputo non crollare e riuscire a trovare quelle partite. Questa è una ottima notizia. È successo, come ho detto prima, simile alla gara di Terni, di quella con la Ternana. Siamo stati bravi a andare sotto ma a recuperare e non invece allungarci tra i reparti, mollare al primo inconveniente, il primo problema, il primo
stati bravi a recuperare, a tenere duro, tenere i reparti compatti, cercare di acciuffare, di riaprire la partita, ce l'abbiamo fatta. Penso che quello che è successo con la Ternana ci sia servito da lezione e oggi siamo stati bravi a ritrovare il gol e a pareggiare la partita. Cosa hai pensato quando Muso si è mangiato il pareggio non l'ha detto sbagliato? Io sono stato in aria perché non era il mio ruolo quello. No, è stato bravo comunque a muoversi e ha cercato la porta, poi di stanchezza. Perché comunque ci sono stati tanti ribaltoni di campo, ha fatto una grande fase difensiva, ha dato una grossa mano a Caporale, quindi penso che fosse il 20° del secondo tempo, arrivare davanti, calciare con lucidità, trovare la porta non è semplice. Cosa si è fatto Caporale? Dobbiamo ancora vedere, adesso non so se è una distorsione o una botta alla caviglia. Giudita la stanchezza, qualche penso crampi, ma nessun problema muscolare. Da dove dobbiamo partire per la risultata? Da una grande prestazione. Ho chiesto ai ragazzi una grandissima prestazione. Come succede nei momenti che non ti vanno bene le cose, a ogni piccolo errore la paghiamo caramente, perché nel primo tempo ci hanno fatto un tiro in porta, l'ingenuità sul rigore, e dopo quando siamo stati bravi, abbiamo macinato veramente tanto e raggiungendo il vantaggio subito dopo siamo andati a prendere il pari. Però devo dire che è la strada giusta, gli ho detto ai ragazzi, questa è la squadra che voglio. Sono convinto che piano piano quando rientrano tutti ha emozionato, quando vedi questa squadra che inizia continuamente a macinare, poi per tutte le cose ci sono delle cose che si possono migliorare, però questo l'abbiamo detto in queste 3 partite di 2 sconfitte in pareggio, di dire la verità che la prestazione secondo me sono state di alto livello. Adesso dobbiamo essere bravi secondo me a recuperare bene di testa, perché abbiamo un'altra partita, vi ho fatto vedere la classifica che l'anno scorso abbiamo fatto più punti già nella seconda dell'anno scorso che era il Genova, che ha chiuso il girone di andata a 32 punti, e quindi questo deve essere un orgoglio per come stanno giocando, e io ho detto che se si continua così sicuramente ci sono delle belle soddisfazioni. Ciao Luca. Ci spieghi l'esclusione iniziale, insomma, hai cambiato 2 terzi del centrocampo, è stata determinata da problemi fisici? Sì, Gianluca è stato male, è stato bravo a venire in panchina, però aveva un po' di nausea, queste cose qua, e poi dopo penso che gli altri era forse Gianluca. Sì, però ripeto, poi quando sei nella staffetta tra Joel e Ghicchia, giustamente era la cosa più giusta, perché abbiamo 2 partite in pochissimi giorni, e poi gli altri adesso vediamo cosa si è fatto Anderson, però devo dire che hanno risposto veramente bene, anche Nunzio secondo me ha fatto un'ottima partita. 2 centrocampisti sono stati bravi, anche dietro, a parte l'errore lì iniziale, bisogna fare i complimenti a Sverko, perché a parte l'errore ha dimostrato dei valori, perché operarsi il naso e rientrare, sapere di essere importante per questa squadra è una cosa bella, un valore aggiunto. Senti, la squadra ti ha seguito in quello che dicevi ieri in conferenza stampa, che voleva una squadra pugnace, ventosa, che sembra le cose le dice subito. Sì, te l'ho detto,
sono passaggi. Guarda, prima della partita gli ho fatto vedere la classifica. L'anno scorso alla 19esima giornata e quest'anno alla 17esima giornata. Gli ho detto, io non so che cosa c'è da preoccuparsi. Nessuno ci può scalfire da quello che è il nostro sogno. Quindi gli ho detto, dobbiamo andare in campo, continuare a fare quello che dobbiamo fare, i momenti negativi si passano solo giocando a calcio, e questa squadra lo fa veramente bene, e piano piano a questo punto ci aiuta a uscire, capito? E il campionato di Serie B l'avete visto, è lungo, cioè è lungo, rispetto all'anno scorso, ripeto, gli ho fatto vedere che questa squadra qua ha fatto già più punti del Genova che era salita, quindi ci manca ancora una partita e quindi dobbiamo pensare a questo e dobbiamo essere sempre positivi, cioè, a me piace essere positivi. Io quando vedo questa squadra qua giocare mi emoziono, perdo la testa anch'io, non l'avete visto, cioè, a me mi piace questo, poi gli errori, però mi piace una squadra che va, corra, che si esprime, perché questa è la nostra forza, gli altri possono dire la Serie A non è importante, ho detto questa è la nostra forza, poi la delusione c'è sempre, no? L'ultima cosa da venire a gancio è stata una partecipazione emotiva da parte tua che forse non ho nemmeno mai visto, perché se tu hai fatto la carta palla e hai dato la palla se ci sono per non portare la gol, ci sono come fa Allegri nei momenti non è che ci sono dei momenti che devi stare con la squadra, momenti devi penso trasportare, aiutare, sono bravi anche loro però ci sono dei momenti dove devi perché li ho vissuti questi momenti, ripeto, noi siamo una squadra che sta vivendo un sogno, però quello che vi ho detto, il sogno si prepara giorno dopo giorno. Oggi secondo me questo è un passo che ci avvicina, e quindi era giusto tutti insieme. Io vi dico la verità, sai, ne ho passate di tante, uno dice sì, sempre 3 punti, ve l'ho detto l'anno scorso quando abbiamo fatto la scommessa, il direttore pensava 3 punti, io pensavo 1 punto. Giusto, ricordate? Ecco, alla fine ho avuto ragione io perché sono andato al playoff. Quindi, io gli ho detto solo, ragazzi, questo punto è oro, perché per come abbiamo giocato, per come abbiamo ottenuto anche oggi, siamo andati in svantaggio, come è successo con Sudtirolo, abbiamo avuto la capacità di reagire alla grande. E adesso ci sarà un altro passo, un'altra partita, un'altra battaglia. E via. Vi siete emozionati voi? Non lo so. Tanto ringrazio sempre i tifosi perché anche oggi veramente sono stati sempre una parte importante, vedono che questa squadra, io l'ho detto, quando vedi una squadra che ti dà tutto, che fa tutto, è anche bello, deve essere così il nostro percorso, senza guardare, perché mi dà fastidio quando si entra, la prima cosa che si va sul cellulare si guarda la classifica, la classifica, stiamo attaccati lì, il Cagliari aveva 25 punti l'anno scorso. Senti Paolo, dici tutto questo che è totalmente condivisibile, perché temi che demoralizzino un pochino adesso, comunque fa un punto in 3 partite che non rende merito alle prestazioni che avete fatto, però non i ragazzi giovani magari si demoralizzano, non lo so adesso. No, perché a volte perdi autostima di quello che tu stai facendo, hai capito? No, allora sinceramente di carattere sono così, cioè ho una fortuna che nelle cose che ti accadono do sempre di più, capite? Quindi ho sempre detto che le sconfitte per me sono leggibili come qualcosa per migliorare, capito? E i ragazzi questo lo devono fare, devono capire i ragazzi oggi che non c'è la delusione per non aver preso 3 punti, ma c'è la contentezza di avere chiuso un periodo, fatto un pareggio e adesso ci abbiamo un'altra partita. Ok? E poi siamo lì, perché nessuno sta scappando. Quindi l'importante è non far scappare nessuno.
Ma in parte, visto che hai già risposto quello che mi metti in piedi, e il tuo punto di solito dici, quando non puoi vincere, accontentati del punto. Assolutamente, la mia preoccupazione alla fine, perché la cosa bella di questa squadra è che vuole sempre vincere. Hai capito? A volte mi viene uno stato d'animo dietro perché li vedo tutti andare avanti perché vogliono vincere, e gli ho detto che è una cosa bellissima, però nel calcio bisogna anche avere l'equilibrio, la testa e la tranquillità per andare a vincere la partita. A volte ti fanno venire questo patino d'animo, però è bello, è bello. C'è un po' di rammarico perché effettivamente questa partita si poteva vincere. Ma guarda, io rammarico c'è, perché posso dirti una cosa, abbiamo perso contro la Cremonese, ci abbiamo pensato noi, col Sud Tirolo, peggio che peggio, ci abbiamo pensato noi, e oggi c'è un tiro, gli fai un rigore, ci abbiamo pensato, cioè finché ci pensiamo noi c'è tanto da migliorare. Cioè, capite, voglio dire, quindi, ma assolutamente, ma i ragazzi sono delusi, sono contenti, sono delusi, sono arrabbiati, cioè, capito, perché anche loro stanno correndo dietro qualche cosa, capito? Però io gli devo fare capire qual è uno step successivo, che a volte dai momenti no bisogna sapersi la vita per ritornare a fare un passo, un passettino, capito? Non dobbiamo seguire quello che è fuori, non dobbiamo seguire la nostra strada. Io ho sempre detto, le prestazioni sono più importanti del risultato. Le prestazioni sono più importanti del risultato, perché se tu oggi vincevi 1-0 e con un gol stupido non facevi la partita, era grave per la prospettiva futura. Invece questa squadra dall'inizio sta macinando veramente. Io penso che questa squadra abbia sbagliato quest'anno. Forse ti dico, sono sincero, la squadra che ci ha messo più in difficoltà è stato lo Spezia. È stato lo Spezia. Secondo me è la squadra che veramente in quel periodo lì ci ha messo in grande difficoltà. Cioè, capito? Però vedi com'è il destino, no? Cioè, ha fatto una grande partita qua e tutto, tu hai sofferto e hai vinto. E lo Spezia dice, porca cazzo, più di questo cosa devo fare? Il problema è che devi sempre rimanere sul pezzo. Io penso che quella è stata la partita, forse, ripeto, Almini ci ha messo veramente più in difficoltà. Però anche lì, dove siamo stati bravi? Che nel calcio c'è anche la sofferenza, la resilienza, capito? Siamo stati bravi, attaccati, però penso che sia stata l'unica partita forse però Paolo, all'inizio avevi provato a cambiare qualcosina tatticamente, avevi portato Pirini a sinistra, Jonsen un pochino più centrale, sembrava quasi un 4-2-3-1, diciamo così, e con Lella poi qual era un po' il tuo obiettivo? No, perché loro, ripeto, siamo stati bravi per fare il loro calcio, siamo veramente bravi, perché loro a questo periodo, ve l'ho detto, hanno vinto contro squadre importanti, e quello che mi faceva un pochettino difficoltà erano due cose. Uno, giustamente, quello che mi è venuto il secondo gol, perché è una squadra strutturata, le seconde palle, queste cose qua, ma la seconda è le catene laterali, perché loro veramente per terzino, ala e centrocampista aprivano molto il gioco, ed è per quello che soprattutto dalla parte sinistra giustamente ho fatto giocare Piero, perché avevo un terzino un po' più di appoggio e dall'altra parte avevo un terzino un po' più di spinta. Vuol dire che hanno fatto veramente bene. Poi a volte ci è mancato forse un po' di furbizia dentro l'alto, un attimino di qualità, però no, abbiamo
creato molti presupposti per fare male e da lì secondo me bisogna avere un po' più di calma e qualità, come quando siamo andati sul 2-2, aprire. A volte non riusciamo ad andare da una parte per andare a aprire proprio il gioco quando ci siamo andati a queste erano le due situazioni che un po' più ci davano fastidio. Posto così ragazzi? Mister Novakovic c'è stato l'ex, è stato anche un po' contestato, c'è stato un po' di peso per questo giocatore, però ha fatto 2 assist, uno per l'uso e uno per il pareggio di Va bene, sta facendo, è nostro, lo paghiamo noi, siamo contenti. Perché rimangono vedere poi. Io, guarda, quando incontro gli ex, porca la zozza, ho sempre un timore allucinante, perché meno male che lui non è un ex. Però quando incontro i miei ex giocatori mi fanno sempre una sorpresa. Moncini l'anno scorso col Modena, che no, sta facendo bene, sono contento perché alla fine sono i nostri giocatori di proprietà. L'anno scorso secondo me ha avuto un'annata non facile, ma perché secondo me è un giocatore che ha bisogno un tipo di gioco che secondo me l'Lecco gli sta dando, cioè quella punta che riesce a strutturata, che sa mandare gli altri. Noi l'anno scorso giocando con la doppia punta, lui secondo me era un giocatore che non era funzionale a quello che stavamo facendo, insomma. Però nel calcio a volte non è colpa sua, perché quando è stato dentro c'era un allenatore, è arrivato un altro allenatore, ha cambiato qualche cosa, però ripeto, sta facendo un ottimo campionato, un giocatore importante, un ragazzo eccezionale, perché quando è stato con noi dipende da quello che deve fare, ha sempre dato una mano a questo gruppo e poi non vede la porta. Quello è, vabbè, ma ognuno c'ha presi difetti, sicuramente, come dico sempre ai miei giocatori, bisogna lavorare sui difetti. Io penso che lui abbia le qualità per migliorare anche quello.